Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parlerò un po' delle protezioni in linea generale per il benessere, perché ultimamente ho sentito di persone, ad esempio, che hanno avuto infarti o situazioni veramente importanti che purtroppo avrebbero potuto essere o fermate o alleviate. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di De Gara, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, vi chiede di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui su Face abbiamo due gruppi, i casti sacerdotali e il gruppo di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Nell'ultimo siamo più di 1600 amicizie. In più abbiamo il sito del capitano, i link sono sotto qui in descrizione per poterci raggiungere, dove ci sono 20 ebook, ne hanno già scaricati 150.000 dal 2015. Il vostro Marietto praticamente ha messo a disposizione all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Vi ricordo anche che il The Guard alle 21:30 c'è lunedì e venerdì con possibilità interattive gratuite. E io ci sono questa sera, il mercoledì, con il... Bene, parliamo un po' di quelle persone che sono a confronto tutti i santi giorni col pubblico, dai politici, alle forze dell'ordine, all'esercito, ai medici, no? A chi lavora in strutture pubbliche che ha contatto tutti i giorni. Purtroppo, come diceva mio papà, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Lo ripeto perché forse le persone... Chi comanda l'eterico comanda il mondo. Chi guida la Keter guida il mondo, questo mondo qua. Purtroppo alcune volte, per mancanza di conoscenza, per ignoranza, per arroganza, per mancanza di intelletto, alcune persone non si rendono conto che esiste un eterico, no? Sebbene magari di notte girano in astrale col corpo eterico tutta la notte, quando ritorno dentro non si rendono conto che noi siamo fatti anche di una particella che si chiama spirito, eterico, astrale, chiamatelo poi come volete. E chi ha contatto tutti questi santi giorni con tante persone, no? Tutto si aggancia ai gregori, parassiti, vampiri e quant'altro. E poi non si rende conto che purtroppo dà da mangiare anche all'ego, no? Quindi un politico, ad esempio, perché gli è andata bene per 20 anni, pensa che gli possa andare bene anche il 21esimo anno. No? Io mi ricordo che più o meno 12 anni fa avevo fatto un'analisi, più o meno adesso così, no? Avevo fatto un'analisi di un sindaco che il pendolino mi aveva detto che non sarebbe stato rieletto. Invece era stato rieletto, era andato, non era più stato sindaco dopo 25 anni ed era vice sindaco. E io continuavo a chiedere pendolino per 8 volte davanti a un giornale web che diceva che era vice sindaco, ma come mai questo qui mi dice che non è sindaco, eppure è diventato vice sindaco lo stesso? E gli ho detto, pendolino, mi vuol dire qualcosa? E lui mi ha detto, sì, praticamente che dopo 4 mesi e mezzo avrebbe dato le dimissioni. Forse questo sindaco, io toglierei il forse, dà informazioni, è un tipo esoterista, no? È un tipo che si informa, si fa fare dei lavori esoterici, dei riti propiziatori, e aveva visto lungo. Perché dico questo? Perché il sindaco che aveva preso il posto di questo signore, ultimamente ha preso un infarto grave, no? Cioè proprio qualcosa di potente. Allora, quell'altra persona che è diventata sindaco chiaramente a livello politico era un gigante, no? Aveva cavalcato l'onda, ma forse aveva sopravvalutato le sue forze, perché nel mondo politico non esistono solamente le forze politiche, ma come sapete anni fa c'erano questi cerchi magici del Silvietto a destra e a sinistra, ma anche nella politica regionale più piccola esistono queste forze qua. E quando uno non si protegge o non ha le conoscenze esoteriche, capita che magari, capite, no? Come dicono, il diavoletto ti innalza, ti innalza, ti innalza e poi ti toglie la sedia. E se tu non sei pronto quel giorno che te la togli, ti becchi tutto quello che si può credere. Quindi il mio messaggio cos'è? Se siete nel campo politico,
se siete nel campo medico, che tutti i giorni vi prestate a avere confronto con altre persone, che possono essere parassitate o avere dei vampiri astrali, vampiri eterici, autofatturazioni, no? Oppure magari che siete a contatto col pubblico, purtroppo i politici non possono sempre far conto di tutto. La coperta è quella che è, purtroppo, il letto più grande, e quindi qualche piede resta sempre scoperto. Capita proprio che se un politico non si fa, adesso parlo dei politici, ma posso parlare del settore medico, oppure dell'esercito, oppure di altre strutture pubbliche, parastatali, no? Se non sono protette adeguatamente, purtroppo poi arriva il conto e il conto non è mai facile da digerire, no? Quindi a tutte quelle persone che possono permettersi di capire, di avere una visione, di rendersi conto che il mondo lo comanda l'eterico, in realtà consiglio di farsi delle protezioni come il ciondolo che propone il De Garda e il Maria Veneziano nel sito del capitano, oppure dei sigilli, oppure dei riti propiziatori. Proprio in questi giorni ho fatto delle live che parlo di questo Green Pass, di questa dittatura farmacologica, e non sono né pro né contro, però è chiaro che eh, chi ha il karma buono può farlo tranquillamente. Chi ha il karma claudicante, ci sono attori di grido che dopo 2 o 3 settimane hanno girato l'angolo e se ne sono andati. Quindi capite anche voi che mh, se non si hanno delle conoscenze sull'eterico o non si ha un buon karma, nei prossimi decenni, purtroppo, ci sarà qualcuno a cui arriverà qualcosa di pesante. Grazie cari amici, mi raccomando, mercoledì, civili interativi col vostro Marietto Veneziano.